cari amici, benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto Veneziano sul canale YouTube. Bene, oggi vi voglio parlare del libro di Maria Zepes, Il leone rosso, edito dalla Romanzo 3 Editori. Elisir di vita eterna, che ne abbiamo già parlato anche in un'altra pillola. Questo libro prima di tutto parla di un'anima e questa anima viene raccontata in ben, vedete, 462 pagine. È un'anima che si reincarna parecchie volte e ha delle avventure, delle peripezie, cose positive e cose meno positive in ogni vita. E oggi il vostro Marietto Veneziano vi vuole raccontare una sua storia di fantasia. Dovete prendere sempre come storie di fantasia e non reali, però è interessante perché si riprende anche un po' al discorso di Salvatore Paladino, che in un suo bellissimo video di qualche tempo fa raccontava appunto che alcune anime quando muoiono non vanno davanti alla luce o quello che i cattolici chiamano paradiso, ma vanno in un posto guidato da maghi neri veramente tremendo. E a questo proposito, quando vidi il video del grande e famoso esoterista e divulgatore Salvatore Paladino, anch'io mi ritrovai in questo racconto che fece per il semplice fatto che oggi il Marietto Veneziano vuole divulgarlo anche lui. E in un certo senso si riprende anche i vari racconti del leone rosso, sebbene il leone rosso non parlasse di zone astrali, ma il vostro Marietto Veneziano invece oggi vuole proprio raccontare qualcosa che ha visto coi suoi occhi, sempre di fantasia, questo racconto mi raccomando, quando era piccolino. Bene, e adesso iniziamo. Questo racconto si fa più o meno a 50 anni fa, 52, quando avevo 4-5 anni, diciamo così, no? E un giorno venni preso da un gruppo di birichini, e diciamo così un nome a fantasia da un certo Aristide, che adesso, pace all'anima sua, non c'è più su questo pianeta, con quel nome. Ebbene, cosa successe? Successe che questo Aristide, insomma, ce l'aveva su col mio babbo, e quindi quando mi prese questo gruppo, e lui era un po' il leader di questa cosa qui, era un esoterista, però era un esoterista un po' nero, che era molto attaccato alla materia e ai soldi, girava sempre col classico Rolex d'oro, col Porsche colore azzurro, si metteva i guanti per poter guidare, aveva sempre, insomma, il suo fulcro principale era esclusivamente la materia. Allora questo tipo qui mi prese, sapete che ormai io abitavo sopra una scalinata con 175 gradini, mi raggiunse e mi diede tante di quelle carezze che cadde a terra e non so se svenni o entrai in coma. Comunque il mio corpo eterico si distaccò dal mio corpicino e appena uscito io non riuscivo a riconoscere che era quel bambino per terra tutto, insomma, messo male, no? E vedevo questo Aristide che era sopra di lui tutto contento. Questo Aristide avrà avuto 30-35 anni e questo corpicino di questo bambino aveva al massimo 4-5 anni. E quando uscì dal mio corpicino, chi è che c'era lì che stava guardando questa scena? Vidi il mio babbo che stava guardando anche lui la scena. Sempre un racconto di fantasia, mi raccomando. E cosa successe? Guardai il mio babbo e gli dissi: ma perché questo bambino viene così picchiato da questo signore? E cosa ha fatto di male? Perché da piccolino io pensavo che se un bambino fosse picchiato è perché aveva fatto qualcosa di male. E il mio babbo mi disse che quel signore era un po' un birichino, però in fondo dovevo ringraziarlo perché mi stava lucidando il karma. E di gente così era difficilissimo trovarne. Al che io ero arrabbiato perché dico: cavoli, tu sei mio papà e non mi difendi. E lui dice: dovevi ringraziare quelli lì per il semplice fatto che ti fanno pulire il karma. Io in quel momento lì pensavo che il karma fosse una bambina o al massimo una signora e non riuscivo a capire. Insomma, io ero proprio ben arrabbiato e continuavo
E cosa successe? Allora mio papà mi disse, vedi, adesso non capisci, ma se vuoi proprio capire ti farò capire. Allora io, che ero in astrale con lui, gli chiesi, ma cosa devo capire? E lui mi disse, vedi, adesso ti porto dove andrà a finire quel tipo quando lascerà questo piano materiale. A che io ero subito incuriosito al massimo ed ero presissimo da questa cosa. Prima di tutto perché vedevo che il corpicino mio era per terra sdraiato su questa scalinata ed era praticamente esanime. Questo Aristide, nome a fantasia mi raccomando, che era tutto bello felice di aver fatto la sua cosettina, e io che ero lì col mio babbo che svolazzavo a circa 1,5 metri d'altezza. Al che il mio babbo mi disse, andiamo che ti porto a vedere dove andrà l'Aristide quando lascerà questo piano materiale. A un certo punto ci trovammo in un posto che aveva quasi un'entrata, però il mio babbo non voleva farmi vedere il basso astrale tutto in un colpo perché sapeva che non avrei riuscito a superare lo shock. E visto che nell'astrale il tempo è diverso da quello di questo piano materiale, mi fece entrare adagio in questo piano astrale basso. In un certo senso mi fece andare in più giorni a visitare a piccoli pezzettini, sempre avvicinarmi adagio alle brutture di questo posto dove vanno questi esseri finito questo piano materiale. E io a un certo punto, quando vidi l'orrore tremendo, vi assicuro che vedere il piano astrale basso non esiste un aggettivo o superlativo dispregiativo in questo pianeta che possa dare minimamente l'idea di cosa sta soffrendo le persone che si trovano in questa dimensione. Infatti io mi voltai verso mio papà tutto inorridito e quasi vi dico che il marietto stava per morire di infarto in astrale, che è una cosa quasi impossibile. Mi voltai verso mio papà e gli dissi, ma come fa a essere così coraggioso quell'uomo, a rischiare così tanto per poi arrivare qui? Ma infatti io pensavo che l'Aristide fosse un uomo coraggiosissimo, perché mi sembrava troppo rischiare per poi alla fine, per un orologio d'oro, un post d'oro, per sentirsi il re del circo, per poi arrivare lì. E il mio babbo mi disse, vedi, noi non arriveremo mai lì perché siamo spiritualisti, ma lui ci arriverà lì perché sarà un materialista. Io ero tutto contento. Poi mio babbo mi dice, ringrazia la Keter perché tu a 23 anni rischierai di venire qui per il semplice fatto che sarai un materialista, ma ti salverai perché nel tuo DNA e nel tuo sangue c'è una parte di me. Al che, quando io tornai indietro, raccontai tutto all'Aristide perché non volevo che lui andasse in quella dimensione, no? Ma lui, chiaramente essendo materialista, non ci credeva a questa storia di fantasia. Morale della favola, il mio babbo durante questo periodo mi fece vedere anche come si sarebbe rincarnato l'Aristide, e infatti io l'avrei rincontrato quando avevo 50 anni, però quando lui si sarebbe rincarnato, chiaramente non si sarebbe più rincarnato con gli occhi azzurri, biondo, il Porsche, il Rolex d'oro e un posto da 25.000 euro al mese, si sarebbe rincarnato in una situazione veramente difficile. E infatti io l'avrei rincontrato, e come è stato l'ho incontrato quando avevo 50 anni. Io glielo dissi in quel periodo là che non sarebbe finita come pensava lui. Purtroppo, alla fine, il mio babbo mi aveva fatto vedere le cose in modo corretto. Cari amici, questo è un racconto di fantasia che però mi piace perché assomiglia un po' a quello che diceva il grande maestro divulgatore Salvatore Paladino, che praticamente dice che quando alcune persone se ne vanno da questo piano dimensionale vanno in mano ai maghi neri, e vi assicuro che quello del basso astrale è un posto che quando il vostro marietto veneziano da piccolino lo ha visto, ancora un po' gli veniva un infarto, perché non esiste un aggettivo dispregiativo, superlativo, chiamatelo come volete voi, che possa dare un'idea del dolore che stanno provando queste anime materialiste. Ecco, questo racconto è solamente per dare una testimonianza, sempre racconto di fantasia, che il grande divulgatore Salvatore Paladino aveva ragione. Cari amici,
È anche un collegamento, un bellissimo libro, la divulgatrice Maria Zepes racconta appunto di questa anima che si incarna più volte e più volte ha dei periodi buoni e dei periodi cattivi. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato fino qua in questa brevissima pillola. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, nel canale di The Garden di Marietto Veneziano, e di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook. Grazie e alla prossima. Ciao.